passeggeri transitati negli aeroporti del Veneto nelle feste di Pasqua. Allo scalo di Treviso la migliore performance rispetto ai numeri precedenti. In vista di Milano-Cortina 2026, fondamentale la bretella che unisce Tessera alla linea ferroviaria Venezia-Trieste. Intanto anche oggi maxi afflusso di turisti a Venezia dopo il caos di Pasqua, vaporetti sovraffollati dalla regione agli albergatori, coro di sì alla decisione del comune di sperimentare dall'estate la prenotazione per arrivare in città. Lunedì di Pasquetta tragico sulle strade con 4 vittime, 23enne di Borso precipita con il pick-up in una scarpata, nel Veronese morti un 19enne e un 24enne, a Codognè muore un 63enne. Incubo incendi boschivi, è tornato a bruciare nel pomeriggio il versante meridionale del Grappa, dove ieri si era sviluppato un rogo di vaste proporzioni. Esposto del Kodak consta tutte le procure venete all'antitrust contro il fenomeno della shrinkflation, la riduzione delle quantità di prodotti confezionati venduti mantenendo invariati i prezzi. Gli asili paritari esclusi dal PNRR, la rabbia di FISM Veneto, una vergogna, intanto gli aumenti di luce e gas mettono a rischio il sistema. Verona tra le grandi città, Belluno tra quelle medio-grandi. Il Veneto ai primi posti a livello nazionale per donazione di organi nel 2021. Al via oggi la 4 giorni di vernice prima dell'apertura al pubblico della 59esimo Biennale d'Arte di Venezia. Il presidente Cicutto: vogliamo far rivivere la città. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Dunque in primo piano i dati relativi agli aeroporti del Veneto che con la Pasqua segnano una vera e propria ripartenza anche in vista della stagione estiva. Il punto è stato fatto oggi a Palazzo Balbi, dove sono state presentate le novità proprio del sistema aeroportuale Veneto in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026. Gli aeroporti sono l'anello di congiunzione tra le bellezze del Veneto e i viaggiatori di tutto il mondo. Sono i nostri gioielli, da sempre parte attiva della storia di successo del nostro turismo. Con queste parole il presidente Zaia ha ribadito l'importanza del sistema aeroportuale del nord-est, rappresentato dagli scali Marco Polo di Venezia, Catullo di Verona e Canova di Treviso. Oggi abbiamo la certezza che il mondo sta riaprendo, c'è voglia di turismo, c'è voglia di Veneto e i nostri ospiti sono anche i migliori clienti per le nostre imprese, ha spiegato ancora il governatore, forte dei numeri registrati negli aeroporti veneti per queste festività pasquali, con oltre 180.000 passeggeri transitati. Pasqua ha segnato l'avvio della ripresa con una media in questa settimana di 35-38.000 passeggeri al giorno e con una punta di 50.000 a Pasquetta. Verona ha recuperato il 40% dei passeggeri, Venezia il 30%, ma è Treviso con il suo 38% ad essere lo scalo che potrebbe raggiungere i numeri pre-pandemia. È quello che forse avrà che ha i meno problemi di tutti, perché l'aeroporto di Treviso, come sapete, è cappato a 22.000 movimenti annui, che significa circa 3 milioni e mezzo di passeggeri, e ci arriveremo, se non quest'anno, credo già forse quest'anno, molto rapidamente. Con 20 milioni di posti in vendita per il 2022, le previsioni per l'estate sono più che positive, anche alla luce del ritorno dei turisti assenti nel post-pandemia provenienti da Francia e Regno Unito. Le aspettative sono in linea con le previsioni, che vuol dire arrivare a circa un 80% di quello che fu l'anno di riferimento, il 2019. Ma all'orizzonte c'è un appuntamento che vedrà gli occhi del mondo puntati sulla nostra regione, le Olimpiadi Milano-Cortina. Le Olimpiadi, come dicevo prima, non sono solo il giorno della gara. Le Olimpiadi sono una fenomenale occasione per far vedere alla gente di tutto il mondo le bellezze del nostro territorio. Tra le opere strategiche in vista delle Olimpiadi invernali, la bretella ferroviaria che collegherà la linea Venezia-Trieste con l'aeroporto Marco Polo, 8 chilometri per un investimento di 475 milioni di euro, ma spiega Zaia, servono 100 milioni in più rispetto a quelli già stanziati a causa dei rincari delle materie prime. Si tratta della prima opera approvata dal Consiglio dei Ministri, un'infrastruttura attesa da 20 anni. È il completamento di un progetto, quello di essere ancora più performanti nel servizio che diamo agli utenti, ai passeggeri dell'aeroporto e viceversa rispetto alla ferrovia. Sia la prenotazione per arrivare a Venezia, il dibattito si è già esaurito da un bel pezzo, ora servono soltanto soluzioni, così la regione del Veneto, dopo gli arrivi record di questo weekend di Pasqua in Laguna e poi in vista della seconda tornata prevista per il ponte del 25 aprile.
Le decisioni spettano all'amministrazione comunale e al sindaco Brugnaro. Dico, guardando appunto quello che è l'immagine che abbiamo anche in queste ore, è fondamentale che si trovi una soluzione per reggimentare, magari approfittando delle nuove tecnologie che permettono a tutti noi in qualsiasi parte del mondo di poter prenotare il posto in aereo piuttosto che al teatro o al cinema, e in questo caso sarà in una città che è un museo open air, che è Venezia. Così il presidente di regione Luca Zaia sulla proposta di rendere Venezia accessibile solo su prenotazione dopo il fiume di gente riversatasi su Pasqua, che ha sfiorato quota 450.000 presenze. Dal punto di vista economico segna di fatto i presupposti per una ripartenza già visibile, pur restando l'incognita della guerra in atto. Da noi i turisti sono ben accetti, sono gli ospiti più graditi e non sono un problema. Un flusso eccezionale di gente che su Venezia però va decisamente calibrato, dovendo tutelare uno dei 9 siti UNESCO del Veneto, quale è appunto Venezia, con la sua laguna. Si riapre il dibattito come accade all'inizio di ogni estate o sul finire della primavera, e noi abbiamo giornate con in overbooking da 140-150.000 persone, adesso c'è anche la Biennale, quindi la città è sicuramente sotto pressione. Io penso che la visita di Venezia debba essere garantita a tutti, a prescindere dal censo, da classificazioni che qualcuno si mette maldestramente in mente, però giustamente la prenotazione deve esserci. La vedo così, dopodiché sarà il sindaco Brugnaro, la città a decidere le modalità. Senza contare, aggiunge l'assessore al turismo del Veneto, che dopo tutto l'esaurito di Pasqua ci si aspetta un altro flusso di turisti anche per il prossimo ponte del 25 aprile, festa di San Marco. È un ponte che sarà molto partecipato, anche qui i dati ci dicono che molto probabilmente non sarà ovviamente come il weekend di Pasqua, anche perché la capacità di spesa degli italiani, dei veneti, quella è, di fronte a una situazione anche di difficoltà per l'aumento dei costi energetici. Per la regione dibattito questo già ampiamente disquisito e per il quale ora si deve passare alle vie di fatto, cioè alla concretezza. È giusto che si arrivi a una soluzione, perché comunque non possiamo neanche permetterci un effetto negativo, no? L'abbiamo vissuto con le grandi navi, non vorrei che anche questo fosse un effetto negativo. E dopo l'assalto di Pasqua anche oggi si è registrato un boom di turisti a Venezia, anche grazie all'apertura della vernice della Biennale d'arte tra i giardini dell'Arsenale. Vaporetti sovraffollati e i sindacati tornano a chiedere un potenziamento dei servizi. Venezia sembra essersi risvegliata e tornata ai livelli pre-Covid. Dopo l'assalto di Pasqua tra Cagli e Campielli, oggi l'apertura della Biennale d'arte ha messo ancora a dura prova la tenuta dei trasporti, in particolare dei collegamenti via acqua in laguna. Vaporetti strapieni di passeggeri a bordo, stipati come sardine. I sindacati tornano a chiedere rinforzi per non mandare in tilt il sistema. Ormai è chiaro, i numeri in laguna in terraferma sono tornati quelli pre-pandemici. È altrettanto chiaro che con questi servizi non siamo assolutamente in grado di soddisfare il fabbisogno creatosi. Davanti a questi numeri è chiaro che temiamo problemi alla sicurezza di chi lavora. Abbiamo ancora in mente le scene dell'anno scorso, quando marinai, piloti e anche autisti sono stati soggetto di insulti e minacce. Le richieste sono note. Pensare allo sblocco del turnover attraverso nuove assunzioni, così per dare una risposta anche al mondo del lavoro. E naturalmente ci aspettiamo risposte anche riguardo le ore moto e i chilometri nel contratto con AVM. Noi ci auspichiamo al più presto di poter riprendere l'argomento con serietà da parte di tutti. Mettere al centro le esigenze dei lavoratori e il diritto alla mobilità, che deve essere garantito a tutti. Il problema principale in questo momento sono lo sblocco del turnover, quindi dare spazio alle nuove assunzioni, ma anche e soprattutto quello della sicurezza. Chi lavora ha ancora in mente le scene viste l'anno scorso e quindi non vogliamo che più si ripetano. Siamo alla cronaca, è stata una pasquetta di sangue sulle strade del Veneto con ben 4 vittime, 2 nel Trevigiano, a Codognè ha perso la vita una 63enne, a Solagna nel Vicentino invece a perdere la vita è stato un 23enne di Borso del Grappa precipitato con l'auto in una scarpata.
L'ultima tappa prima di rientrare a casa dopo la lunga giornata di Pasquetta trascorsa con gli amici al rifugio Alpe Madre, gestito da pochi mesi da un ragazzo classe, anche lui, 98. Poco lontano da lì, lungo la strada panoramica delle Penise che porta a Colmoschin, l'incidente. Mattia Citton, 23 anni, di Borso del Grappa, al volante del suo pick-up, l'ultima macchina a lasciare il rifugio, tenta l'inversione di marcia, compie una manovra sbagliata e l'auto precipita nella scarpata senza che nessuno se ne accorga. La vettura rotola per 400 metri, Mattia viene sbalzato fuori dall'abitacolo, poi il silenzio. Non vedendolo rientrare, mamma e papà intorno alle 23:15 danno l'allarme. Il padre e gli amici tornano sul posto, sono circa le 4:30 del mattino quando viene scorta la vettura, un ammasso di lamiere accartocciate, ma per il 23enne a terra poco lontano non c'è nulla da fare. Dopo la constatazione della morte da parte del suo M118, tocca ai vigili del fuoco e a una squadra del soccorso alpino trasportare la salma fino alla strada. Una notizia che ha sconvolto l'intera comunità, una notizia forte, inaspettata, ci ha colpito questa mattina di buon'ora all'alba, purtroppo con la conferma della perdita della vita di un nostro giovane concittadino. Erano stati a fare una grigliata Mattia e i suoi amici. Il gestore del rifugio Alpe Madre, Nicola Bertolin, racconta di una compagnia tranquilla, nessuno dice troppo euforico o su di giri. Erano circa le 19:30 quando alla spicciolata sono entrati a bere qualcosa e forse proprio Mattia, racconta, a un certo punto deve aver detto «ho fame, andiamo a mangiare», pensando di rincasare a Semonzo. Perito elettrotecnico, lavorava alla Edil Grappa di Borso. Mattia, un bravo ragazzo conosciuto nel paese, come tutta la famiglia, un ragazzo volonteroso, sorridente, altruista, troppo giovane per perdere la vita. Il sindaco ha fatto visita in mattinata alla famiglia del 23enne che ha una figlia più grande. In compagnia del Monsignor Manuel Fabris a casa a portare il nostro saluto e il nostro conforto, anche se non ci sono parole per poter essere vicini a un dramma così grande che colpisce la famiglia in modo particolare. E il papà è stato tra i soccorritori, tra le persone, tra gli amici e tra le persone che hanno cercato e trovato Mattia. Un'altra giovanissima vittima nel Veronese questa volta, si tratta di un ragazzo di 19 anni morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte ad Angiari. La vittima era alla guida della sua auto che per cause che sono ora in corso di accertamento da parte della polizia stradale è uscita di strada, prima ha sfondato la recinzione di un'azienda, poi ha finito la sua corsa contro un albero. Lo schianto è stato fatale per il 19enne che è morto praticamente sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del SUEM che hanno constatato il decesso del ragazzo. Poco prima un 22enne era morto in un altro incidente stradale, sempre sulle strade del Veronese. E nella notte a Jesolo 4 ragazzi sono rimasti feriti in un incidente soccorsi dal SUEM e dai vigili del fuoco. 4 ragazzi di 20 anni sono rimasti feriti la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto in via Adriatico a Jesolo. Era circa l'1 quando i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto all'altezza della rotonda, dove l'auto con i 4 ragazzi a bordo è finita rovesciata nel fossato. I pompieri, giunti dal distaccamento locale, hanno messo in sicurezza il mezzo e con l'utilizzo di cesoie, divaricatori e martinetti idraulici sono riusciti ad estrarre i 4 che poi sono stati assistiti dal personale sanitario del SUEM. Giunto sul posto con più ambulanze, hanno stabilizzato i ragazzi per poi trasferirli all'ospedale. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 3 del mattino con la rimozione dell'auto da parte del soccorso stradale. È tornato a bruciare nel pomeriggio il versante meridionale del massiccio del Grappa, dove ieri si era sviluppato un vasto incendio. 2 voli dell'elicottero della regione nella giornata di Pasquetta, un lavoro incessante di 30 volontari della protezione civile della Pedemontana Grappa e di Valdobbiadene, 12 dei quali sono tornati su anche in mattinata per la bonifica. Uno sforzo corale sostenuto da decine di segnalazioni dei cittadini non è bastato a mettere la parola fine all'incendio di sottobosco partito lunedì poco dopo mezzogiorno nel versante sud del massiccio del Grappa tra Semonzo e Borso
lungostrada Tagliafuoco. Il bosco nel primo pomeriggio è tornato a bruciare con quel fumaiolo, segno di distruzione ben visibile a valle. E lì è tornato anche il sindaco di Borso del Grappa, Flavio Dell'Agnol. L'area è stata sorvolata poco prima delle 15 da un primo giro dell'elicottero che ha prelevato l'acqua nelle piscine di Conca Verde. A riattivare l'incendio, ha spiegato il primo cittadino, potrebbero essere stati alcuni focolai rimasti invisibili agli occhi dei volontari tornati questa mattina per la bonifica con il sottobosco a fare da cammino naturale. Un'area vasta, quella interessata dalle fiamme, circa 5.000 metri quadrati, il secondo incendio in poco meno di un mese a Borso del Grappa. Nessuna abitazione nella zona, nessuna area pianeggiante adatta alle grigliate di Pasquetta. Una disattenzione, si spera, un mozzicone di sigaretta rimasto acceso oppure il dolo. I boschi sono patrimonio di tutti e tutti devono proteggerli in un periodo in cui, complice la siccità, devono starci ancora più a cuore. Si indaghi anche in Veneto sul fenomeno shrinkflation, ossia la riduzione della quantità dei prodotti confezionati venduti al pubblico mantenendo invariati i prezzi. La richiesta del Codacons, che ha presentato un esposto all'antitrust e a tutte le procure venete chiedendo di aprire indagini volte a verificare se la prassi avviata dai produttori e tesa a ridurre le quantità dei prodotti venduti ai consumatori senza ridurre il prezzo delle confezioni possa costituire fattispecie penalmente rilevanti, dalla truffa alla pratica commerciale scorretta. In sostanza, spiega il Codacons, il cartellino del prezzo resta esattamente lo stesso, mentre la confezione del prodotto, sia esso un flacone di detersivo, una bottiglia di vino, un pacco di biscotti, è leggermente più piccola o contiene qualche quantità di prodotto in meno. Questo consente enormi guadagni alle aziende produttrici, ma di fatto svuota i carrelli e le tasche dei consumatori, realizzando una sorta di inflazione occulta. Un fenomeno questo che è stato osservato anche durante il periodo di Pasqua. Il peso di alcune colombe, denuncia ancora il Codacons, è passato magicamente da 1 chilo dello scorso anno ai 750 grammi del 2022, mantenendo intatti però prezzo e confezioni. Gli aumenti di luce e gas mettono a rischio, mettono in difficoltà il sistema degli asili di nidi e materne paritarie venete, escluse come nel resto d'Italia dai fondi del PNRR. L'allarme della FISM che dice servono risorse straordinarie. Noi non possiamo accedere a quei fondi ed è una vergogna che nel 2022 noi non si possa, come scuola dell'infanzia paritaria, asili nido paritario, sistema di primavera paritarie, tutto il sistema paritario, non profit, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, esclude completamente il privato sociale, il terzo settore, va bene, dai fondi sullo 0,6, perché tutti quei fondi che sono ingentissimi, 4 miliardi e mezzo, stiamo parlando di risorse molto importanti, va bene, ci escludono perché riguardano, ad esempio, quasi esclusivamente interventi sull'edilizia scolastica, ma di proprietà di enti pubblici. È uno sfogo duro quello del presidente della FISM Veneto Cecchin, che denuncia l'esclusione dal PNRR di nidi e materne paritari, fondi che servirebbero a queste realtà per realizzare quei lavori che oggi, alla luce dei rincari, devono rimanere in un cassetto. Stiamo rimandando diversi lavori, non quelli legati alla sicurezza. In questo momento, infatti, la volontà delle scuole paritarie è di non mettere mano alle rette e così, a fronte degli aumenti, si sta attingendo al patrimonio accumulato. Quello che è stato accumulato dovrebbe essere speso per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. A parlare sono i numeri. Per quanto riguarda l'energia elettrica, i rincari si aggirano intorno al 130-140%. Per il gas gli aumenti si fermano, si fa per dire, ad un 90-100% in più, che per una scuola con 3 sezioni si traduce in spese in più per queste due voci, che vanno dai 5 ai 10.000 euro, con punte nell'Alta Veronese, Alto Vicentino, Bellunese e Pedemontana Trevigiana. Stiamo, perdonatemi il termine, un termine volgare, di scassare i conti, e questo non ce lo possiamo permettere. Quindi sicuramente ci dovrà essere un aiuto che finora non c'è stato, perché non c'è stato nessun aiuto da parte dello Stato. Un minimo di attenzione con risorse straordinarie ce lo siamo e ce lo saremmo aspettati. Non si possono lasciare i bimbi al freddo in inverno o al caldo in estate, nemmeno spegnere le luci o il gas per preparare il pranzo. Dunque, aggiunge Cecchin, se gli aumenti continueranno sono necessari interventi da parte dello Stato. Abbiamo sicuramente dei costi che affronteremo anche d'estate che non ci fanno dormire tranquilli.
e questi si sommeranno ovviamente a quelli che abbiamo già dovuto affrontare in inverno. Quindi c'è bisogno assolutamente di risorse straordinarie. È Tiziana Basso il nuovo segretario della CGIL del Veneto. Basso è stata eletta oggi a Mestre nel corso di un'assemblea alla quale ha preso parte tra gli altri anche il leader nazionale Maurizio Landini. Basso succede a Cristian Ferrari, eletto poche settimane fa alla segreteria nazionale. Il nostro primo impegno, ha detto la neoeletta, è la tutela dei salari e dei posti di lavoro che l'inflazione già in atto e una nuova potenziale crisi economica mettono pesantemente in pericolo. Ci batteremo contemporaneamente per ricostruire un welfare a partire dalla sanità e dalla scuola all'altezza delle esigenze dei cittadini, soprattutto dei più fragili. E adesso i dati per quanto riguarda la donazione di organi e tessuti registrate nel 2021 all'atto dell'emissione della carta di identità nelle anagrafi dei 6.845 comuni italiani in cui il servizio è attivo. Dati che sono stati resi noti dal rapporto realizzato dal Centro Nazionale Trapianti. Ebbene, tra i grandi comuni spicca Verona, che è al secondo posto nella classifica nazionale. Tra i comuni medio-grandi il secondo posto è occupato da Belluno. Verona e Belluno da menzione d'onore, l'ha dichiarato oggi il presidente della regione Luca Zaia, che ha commentato così il report nazionale sulle donazioni d'organi e tessuti che vede tante città del Veneto nella top 10 dell'indice del dono. Orgoglio e gratitudine a Belluno, secondo capoluogo assoluto per tasso di consenso alle donazioni nella classifica dei comuni medio-grandi. Un risultato che gratifica il lavoro di squadra svolto anche a livello istituzionale, che vede AIDO a stretto contatto con l'ULSS e i comuni, dove ogni cittadino può rivolgersi per certificare la volontà di donazione. L'adesione ovviamente arriva al SIT, che è il sistema informativo trapianti, è proprio il database che raccoglie tutte le adesioni positive alla donazione degli organi, per poi ovviamente nel momento in cui servisse viene consultato. Poi di conseguenza ovviamente nel momento che uno fa la scelta in comune, questa scelta verrà inserita nella carta elettronica. Nella classifica regionale i migliori 3 comuni veneti sono tutti in provincia di Belluno. Si tratta di Vallada Gordina, Lorenzago di Cadore e Voltago a Gordino. Nonostante il montanaro, chiamiamolo così, sia visto come una persona chiusa e poco disponibile, nella realtà il cuore è grande e diventa subito disponibile per le questioni veramente pratiche, e quindi la donazione degli organi è sicuramente uno degli alti valori che il bellunese, tutto il bellunese, ritiene di dover portare avanti. Negli anni in provincia è cresciuta una sensibilità culturale e una partecipazione della cittadinanza al tema della donazione di organi grazie a un'attività formativa e informativa svolta a vari livelli. Lo afferma il primario di anestesia e rianimazione del San Martino, il dottor Davide Mazzon, temporaneamente a capo del coordinamento provinciale trapianti dell'ULSS 1. È stato il frutto di un'azione corale da parte di tutte le istituzioni che a vario titolo vengono coinvolte in questa attività. Noi siamo in chiusura, vi ricordo subito dopo l'edizione veneziana dei nostri telegiornali, nel corso della quale potrete vedere le immagini dell'inaugurazione della 59esima Biennale d'Arte a Venezia con il presidente della Biennale Roberto Cicutto, che ci racconta i progetti dell'istituzione veneziana anche per la città e non solo. Dunque noi vi salutiamo, vi lasciamo alle previsioni meteo e poi subito dopo l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Grazie e buona serata. Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile. Soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione. Bentrovati al meteo. Pressione in calo, assisteremo ad un graduale peggioramento del tempo a causa di una perturbazione che colpirà il nostro territorio. Mercoledì 20 aprile tuttavia sarà ancora buono. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto il contesto rimarrà tranquillo, nubi più presenti nelle prime ore a nord-est e nel pomeriggio anche in montagna. Per il resto spazi di sereno anche ampi, precipitazioni assenti. Venti in pianura dai quadranti orientali all'inizio moderati, poi via via più deboli. Temperature invece stazionarie, minime tra 2 e 10 gradi, massime comprese invece tra i 15 e i 18 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso su bassa pianura, costa e zone orientali il cielo sarà sereno, sui monti e sulla pedemontana cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime sui 17-18 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con locali annuvolamenti pomeridiani, ma insomma senza piogge associate. Temperature minime intorno ai 6 gradi, massime sui 18 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile. Soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione.